Buonasera e benvenuti al notiziario di Napoli. Una notizia scioccante ha scosso il mondo del calcio. Ezequiel Lavezzi, l'amato Pocio argentino, è stato ricoverato in ospedale in Uruguay in condizioni gravi. Questo evento ha generato preoccupazione tra i suoi numerosi fan, soprattutto tra i tifosi del Napoli, con cui ha condiviso momenti indimenticabili. L'annuncio del ricovero di Lavezzi ha rapidamente circolato attraverso il globo, creando un'ondata di apprensione. L'attaccante, arrivato a Napoli lo scorso maggio per celebrare lo scudetto della squadra di Spalletti, ha una lunga storia di affetto con la città. Le prime informazioni giunte dal Sud America indicano che Lavezzi ha riportato ferite all'addome e la frattura della clavicola. Attualmente, la situazione è sotto stretta osservazione e alimenta la preoccupazione nell'intero mondo calcistico. Clarín, autorevole fonte giornalistica argentina, ha confermato la delicata situazione dell'ex attaccante senza far trapelare dettagli precisi sull'incidente. Nonostante la gravità delle ferite, rassicura che la vita di Lavezzi non è in pericolo. Le prime ricostruzioni della polizia, smentendo le voci iniziali, indicano che Lavezzi non sarebbe stato accoltellato, come erroneamente riportato da alcune fonti. Le dinamiche esatte dell'incidente rimangono da chiarire, e promettiamo di tenervi aggiornati man mano che emergono nuove informazioni. In conclusione, il nostro pensiero va a Ezequiel Lavezzi, un'icona per i tifosi del Napoli e oltre. Attendiamo ansiosi ulteriori dettagli sulla sua condizione e speriamo in una pronta guarigione. Continueremo a seguirla da vicino e a fornirvi aggiornamenti tempestivi su questa vicenda che ha colpito il cuore del calcio e dei suoi appassionati. Grazie per essere stati con noi e a presto con nuove notizie.